bentornati ad una nuova puntata di Chilometro Zero TV, il format promosso dal Comune di Villafranca Padovana che dà spazio alle attività del territorio. Oggi abbiamo con noi Massimo. Ciao Massimo. Ciao. Che è il titolare dell'enoteca Paradiso, Spiriti e Vino. Esatto. Prima di tutto spiegaci il perché di questo di nome. Paradiso. Sì, che è interessante. Allora, il nome Paradiso parte perché mi sono trovato per caso in mano la Divina Commedia e ho visto il titolo Paradiso e da là è partito tutto. Avendo avuto dei locali prima, quindi la Corte Sconta che è stata il Purgatorio, il secondo i Luciferi, il terzo poteva essere che il Paradiso, quindi il posto dove stare adesso. Siamo esatto. Nel top, perfetto. Allora, nella tua enoteca, Sì. quali prodotti possiamo trovare? Allora, puoi trovare dal vino in bottiglia, quindi vini del territorio, fermi, bollicine, bianchi, rossi, 20 tipi di vini sfusi, tipologie di vini sfusi e i bag in box. Ok. E il vino in bag in box. Ecco. Allora, in cosa consiste questo bag in box? E il bag in box non sarebbe altro che il vino nel cartone, quindi la scatola di cartone con all'interno una sacca che contiene il vino. Questa sacca è un prodotto apposta alimentare, dove c'è una parte bianca e una parte argentata, quindi per proteggerlo dalla luce, eccetera. Ha un rubinettino, tu lo porti a casa, lo puoi mettere nel frigo o sul tavolo e dal rubinetto che ha spilli il vino. La comodità di questo è che tu puoi bere un bicchiere al giorno come un bicchiere alla settimana, perché la durata è lunghissima, andando sotto vuoto è antispreco, Okay. Esatto, e quindi il vino è sempre buono anche se rimane là 3 mesi. E c'è una buona richiesta di questo? Sì, è un prodotto che sta cominciando a viaggiare bene, soprattutto anche per la comodità, perché vedo che i clienti, c'è chi se lo porta al mare, chi in montagna, chi ne tiene uno a casa e uno sulla casa in villeggiatura, quindi prodotto che va, che funziona. Che sta andando, esatto, bene. Sì, sì. E la clientela cosa predilige? La clientela predilige a seconda dell'età. Ad esempio i ragazzi giovani vanno più sulle bottiglie, mentre quelli un attimino dai 45 agli 80 la bottiglietta quando serve per il regalo, oppure il vino sfuso di uso quotidiano, ecco. E sempre, ecco, la cosa che prediligono loro molto sulle bottiglie sono tutti i prodotti del territorio, cioè sono a chilometro zero perché vogliono Okay. il vino veneto. Ok, e tu riesci magari a far scoprire anche cose nuove? Certamente, perché per dargli sempre delle novità bisogna cercare delle aziendine un po' carine che siano un attimino fuori dai grandi giri, e quindi si acquistano i prodotti e si danno alla clientela. Bisogna perdere 2 minuti, spiegare cosa gli si dà, eccetera. Quindi bisogna guidare sempre il esatto, il cliente. cliente. Ok, da te si trova anche non solo vino, ma anche cibo, giusto? Ma anche cibo, esatto. Puoi trovare abbiamo delle bruschette per fare l'aperitivo, dei sughi, pasta per farci una bella cena, un pranzo, biscottini dolci, eccetera, per accompagnare il dopo cena. Quindi davvero un'esperienza comunque entrare nella tua enoteca. Ci si diverte, Ok. ci si diverte. Bene, allora il connubio vino e cibo è un connubio molto forte, Sì. giusto? Allora facciamo un po' di esempi perché andiamo sul pratico. Dovessi organizzare una cena romantica magari. Una cena romantica. Ok. Cosa Bene. dovrei portare? Cosa ci mangiamo Ok. intanto? Un bel pesce? Sì, Del partiamo pesce col pesce. perfettamente. Allora partiamo con una bella bollicina iniziale, perché quella ci vuole, servita bella fredda, e intanto ci facciamo un bel aperitivo accompagnato, che ne so, con il classico scampetto crudo, eccetera. Ok. Dopo, come primo e secondo, decidi tu cosa cucinare. No, ma io sono l'addetta al vino. Ah, sei l'addetta al vino? Ecco. Allora, partiamo prima con la bollicina, dopodiché ci facciamo ad esempio, un bel pinot grigio di questa azienda qua, che è un'azienda molto carina, piccola, lavora in maniera, sono 2 fuori di testa, però fanno dei prodotti che sono eccezionali e sono del territorio. E dopo questo bel pinot grigio finiamo con un'altra bollicina, che è un glera spumantizzato, anche questa è un'aziendina molto piccola,
sempre del territorio per chiudere la serata. In bellezza, esatto. Sicuramente. E come costi? Come costi, ecco, con questi 3 esempi siamo dentro i 40 euro abbondantemente. Quindi insomma che accessibile, esatto, accessibile. Bene, un altro esempio, perché andiamo proprio, il pranzo della domenica dalla nonna veneta. Ecco, bene. Nel senso con i piatti tipici. Piatti tipici veneti. Beh, in ogni caso, essendo veneto, cioè la domenica veneta si parte sempre col prosecchino iniziale per scaldare un po' la nonna, per tirarla su di morale. Dopodiché andiamo con dei rossi, quindi potrebbe essere, che ne so, un bel, dipende dall'età dello zio e il nonno, quanto di solito il nonno beve sempre un bel merlottone, un bel merlot, bello cicciotto, rotondo, oppure se c'è lo zio che fa il medico eccetera, si va su un vapolicella, su ripasso, ecco, quindi, e dopo si finisce sempre, potremmo finire con sempre con una bollicina dolce, perché la nonna senz'altro avrà preparato la torta. Assolutamente sì. Ecco, quindi con una bollicina dolce, potrebbe essere un moscato dei Colli Euganei oppure qualcos'altro, insomma. Ecco. E anche questo pranzo anche la nonna l'abbiamo sistemata. Esaurito. Altro esempio, devo fare un regalo ad un amico. Un amico che o conosci. Anche un'amica. Un amico, un'amica, esatto. Quindi che magari non conosci bene i suoi gusti. Esatto. Allora là ti potrei consigliare una bottiglia dove cadi sempre in piedi. Cadi sempre in piedi nel senso che non che la bevi stramazzi, Okay. nel senso che può piacere, che una bottiglia che vada bene sia per chi non è intenditore, quindi un vino che può piacere, rotondo, ma anche che piaccia a chi sa bere, a chi ha esperienza nel bere. Ok, ci hai dato delle spiegazioni davvero esaustive, direi. Grazie. Ok, come ti vedi tra un po' di tempo? So che la tua attività è giovane, nel senso che sì, ha un anno di vita. Ha un anno di vita, ok. Ecco. Come ti vedi tra un po'? Tra un po', spero in ogni caso che funzioni, che vada bene, che ci sia sempre più richiesta, e anche perché il divertimento è, se il cliente ti segue e capisce, io mi diverto nel trovare i vini giusti e il cliente ad essere sempre soddisfatto. Quindi spero che sia l'attività che si espanda, che aumenti come proposta di prodotti. Te lo auguriamo, perché davvero Massimo ci hai spiegato davvero bene il tuo mondo con una grande professionalità, anche direi competenza. Grazie. Bene, grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao, sono Massimo, benvenuti all'Enoteca Paradiso Spiriti e Vino. Da noi potete trovare una vasta gamma di bottiglie selezionate dalle migliori aziende del territorio, bag-in box e prodotti di gastronomia. Vi aspetto qui nel mio negozio a Villa Franca Padovana, Enoteca Paradiso Spiriti e Vino, anche per qualche idea regalo, e seguitemi sui social.